Allora, qua siamo arrivati alla schizofrenia più totale. Sentite un attimo, prima di tutto. Vai Caglie, Giuseppe. Vai ragazzi, la sentite? Sentite sto bambino? Vai Calidou. In mezzo a quelle scimmie ci sono anche dei tifosi del Napoli normali che si sono andati a fare una trasferta e sono contenti e stanno applaudendo i loro giocatori che hanno vinto in trasferta. E sono dei beniamini, magari loro ucciderebbero per avere la maglia, per avere un calzino di questi giocatori. Cioè, Cagliacon va dritto a dare la maglia ai tifosi che si sono fatti la trasferta. La maglia torna indietro, lui non se ne accorge nemmeno subito, Mertens se ne accorge. Passiamo il volume. Mertens se ne accorge e va a chiedere perché state... E qua loro, il resto dei giocatori se ne accorgono. C'è un asse che continua ad applaudire, ancora non ha capito niente. Mi pare che questo è Zielinski. E c'è Kalidou incredulo, completamente incredulo. Ma che cazzo sta succedendo? Cagliacone, vedi che glielo spiegano, se la va a riprendere mestamente. Mertens continua ad applaudire perché riconosce il resto della tifoseria che non sono quelle scimmie. E Kalidou è l'ultimo ad andarsene. Con le scimmie che gridano meritiamo di più. E K2 dispiaciutissimo, si vede che continua a guardarli e vorrebbe, sono sicuro che Kalidou vorrebbe avere un faccia a faccia tranquillo a dire voglio ma di cosa state parlando? Passiamo via questa cornice, via. Siete scimmie. Ma le scimmie sono degli animali stupendi, quando mai? Ma non c'è nemmeno bisogno di associarmi. Tutte le persone normali una cosa del genere non l'avrebbero mai fatta. E le persone, se non si facessero intimidire perché sono violenti, sono criminali, tutti le potete chiamare in tutti i modi tranne che tifosi. Quindi non dite, se qualcuno parla di contestazione dei tifosi, ditegli che non è vero, perché non sono tifosi. Questa è gente che cerca di sfruttare le proprie attitudini mafiose, violente e criminali per avere qualcosa in cambio sfruttando la cosa del calcio. Ma questi la partita non se la vedono, questi stanno girati di spalle per far partire i cori, per fare le cose, approfittano delle trasferte per cercare la rissa apposta. Questi qua non sono tifosi, i tifosi sono ben altra cosa. E parlo di tutte le squadre, non sto parlando solo di quelli del Napoli. Però i tifosi del Napoli in particolare mi sconcertano perché non è possibile, non è possibile. A Callecon, che è il giocatore che sono 39 anni che corre per 95 minuti senza prendersi un giorno di vacanza, tu gli restituisci la maglietta. Se tu avessi un minimo di cervello, ma non ce l'hai, ti dovresti rendere conto che il chiedere di più lo puoi fare in maniera civile, ma se ti trovi davanti Cagliacone che ti dà la maglia, tu te la prendi e ringrazi. Quando gente come Lavezzi si faceva ammonire sistematicamente, squalificare prima delle vacanze di Natale per farsi le vacanze più lunghe, Cagliacone no, aiuto. Cagliacon no. E tu certo non è che gli hai restituito la maglia dicendo niente di personale, Giuseppe, è un discorso generico, noi vogliamo più impegno, vogliamo che date il 150% come avete fatto l'anno scorso. Sono scimmie, non hanno la facoltà di parola. Fanno vediamo di più, questo fanno. Sono avvilito, non si parla di calcio, assolutamente. Se volete raccontarmi la partita, io guardate, mi sono svegliato da poco perché mi vedete i due martelli? Sono andato a vedere il film. Tra l'altro ho scoperto che stavo spoilerando Avengers Endgame da mesi, i due martelli stanno da mesi là così. Quindi non mi sono svegliato a tempo, ho messo la sveglia, non è suonata, non mi sono svegliato, non ho visto la partita. Quindi se qualcuno me la vuole raccontare a livello di analisi tecnico-tattica come piace a noi, raccontatemi di Cagliacon più interno per lasciare Malquit correre. Fatemi sapere se effettivamente Fabian Ruiz ancora non è stato brillante, come ha giocato Mertens. Ho visto Younes molto brillante negli highlights. Kalidou a destra per far giocare Luberto a sinistra. Fatemi capire se Gulam è tornato in forma, fatemelo sapere voi. E la parentesi su Adani ed Allegri, magari la metto, ma è una parentesi per ritornare a sorridere. Ma cose del genere sono inaccettabili. E Ancelotti ha dimostrato in conferenza stampa ieri che era molto nervoso, ed è molto nervoso per l'ambiente. Per l'ambiente. L'ambiente significa i tifosi, non gli ultra, i tifosi, quelli che si fanno trascinare dai giornalai, che non sanno cosa dire e quindi devono parlare, devono dar fiato alla bocca e fare i titoli, e quelli si fanno trascinare e dicono fallimentare, il secondo posto, siamo stufi di partecipare, non vinciamo mai. Questa gente qua deve morire verde. Deve morire verde perché fanno finta di non capire la realtà. E se fai finta di non tu giornalista, se fai finta di non capire la realtà e porti certi discorsi avanti, ti porti appresso una fetta di tifosi che non ha la facoltà di rendersi conto, e oramai si è creata questa cosa, ci siamo scocciati di partecipare,
e non si va da nessuna parte se si parla di un Napoli secondo in classifica che è fallimentare. Abbiamo lo spazio, la mettiamo qua. Questa è la classifica degli ultimi 10 anni, aggiornata tipo un paio di settimane fa, da parte del grande Gerardo Marino. L'abbiamo assodato che la Juventus molte volte all'aiutino, l'abbiamo assodato che la Juventus a Cristiano Ronaldo e prima comunque aveva Bala, Mandzukic, Higuain, tutti i giocatori più forti che ci sono in Italia, che se li prende da noi, se li prende dalla Roma, se li prende da... e vincono in Italia. Se quella squadra là è effettivamente imbattibile, il Napoli secondo in classifica così, da anni, può mai essere contestato? Può mai essere una roba fallimentare? Arrivare secondi? O siete disonesti intellettualmente, o siete cretini che non ci arrivate, o vi credete che state tifando il Real Madrid e Bayern di Monaco, e quando non si vince è un fallimento, perché noi siamo il Real Madrid, siamo il Bayern di Monaco, teniamo sorte che gli escono per tutte parti, teniamo tutti i top player possibili Romuno, non è possibile che non vinci. Vuol dire che l'allenatore non fa il suo lavoro, vuol dire che i giocatori non si stanno impegnando, vuol dire che qualcosa non va. Se non vinci. Ma il Napoli, se non vince, è tutto a posto. È tutto normale. Poi puoi contestare perché esci col Milan dalla Coppa Italia, puoi contestare tranquillamente perché quella partita è come se non l'avessi giocata. Malissimo. Contestiamo. Puoi contestare un po' più di impegno con l'Arsenal, ma con l'Arsenal potevi pure uscire se facevi la partita della vita, perché l'Arsenal è una squadra inglese. Perché dico una squadra inglese? Perché se il Leicester, non so manco come si dice, Leicester, batte l'Arsenal, ragazzi, non vi stupite. Le squadre inglesi sono tutte toste. Le squadre di mezza classifica inglesi darebbero fastidio alla Juve in campionato italiano. Farebbero meglio di Milan e Inter, non vi preoccupate proprio. Sono squadre tutte tostissime. E tra l'altro l'ultima in classifica del campionato inglese ha gli stessi soldi, ha più soldi di diritti TV della Juventus. Con questo vi ho detto tutto. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Le scimmie lasciatele perdere, non sono tifosi. Non chiamateli tifosi, sono scimmie. Sono scimmie a cui non bisognerebbe dare importanza, che però sono importante dissociarsi per far passare che l'ambiente non è quello e per far arrivare ai giocatori che i giocatori vivono di social. Voglio, ricordatevi questa cosa, lo dico sempre, i giocatori sono sui social, quindi andate sui social, sugli Instagram dei giocatori, fategli sapere che la realtà è un'altra, devono essere sommersi di amore e di supporto, perché non va buona così. Anche te sei il primo che leggi libri e di calcio non che leggi libri? Sono perché non hai fatto l'allenatore. Ma che leggi libri? Ora parlo io e stai zitto. E No, ascolta aspetta un attimo. perché parli con un allenatore che ha vinto 6 scudetti. Ma E stai quindi zitto, lo dice tuo fratello. Ora parlo io. Visto che grandi giocatori Parlo io, se no vado via. Vado via. Diamo ad Allegri quello che è di Allegri. E diamo ad Adani quello che è di Adani, perché Adani, Tag Life, sei un grande. L'unico che ha il coraggio di dirgli le cose come stanno e che gli dice la squadra tua gioca di merda, la devi smettere. Mamma mia. E Pistocchi pure è stato simpatico, che ha detto ma Adani lo fanno fuori da Sky. Se succede, ragazzi, io prego Dio che succeda. Perché vuol dire che Sky si scava Sky va alla fossa, Adani diventa un martire, diventa l'eroe di tutti gli anti-juventini, ed è la giustizia, è il contrario della giustizia, quindi no? Che uno poi è libero di dire quello che... Secondo me Sky non lo farà mai proprio per mantenere quella cosa, vedi? Noi lo critichiamo Allegri 1 su 40.000 giornalisti. Però è interessante che questo è l'allenatore che ha appena vinto, dovrebbe essere portato in trionfo, e invece no. E sono molto contento per i tifosi della Juve, che avranno un altro anno per con Allegri in panchina. Potrebbe essere whisky e coca, potrebbe essere solo Coca-Cola, che ne sapete voi? La realtà è sempre interpretabile. Molto interessante, ma questa è solo una parentesi perché noi dobbiamo parlare del Napoli. Questo canale riguarda il Napoli, non riguarda, perché noi siamo inguaiati, noi teniamo i nostri problemi tanti e si parla del Napoli. Questa è una piccola parentesi per farmi star bene, perché quando succedono queste cose qua io sto bene, vuol dire che vincere non basta, non dà la felicità. Vincere non serve a niente, specialmente quando siete abituati a vincere. Vorreste qualcosa di più, non lo ammetterete mai su questo canale, a parte quei 2 o 3 con cui ho un rapporto bello di scambi culturali, ma gli altri falliti. Ma chi è il fallito qua? Chi è stato il fallito in questa intervista? Che vuole dire quello che vuole lui, arrogante, se non riesce a dirlo se ne va. Vi amo con tutto il mio cuore proprio. Siete bellissimi. Gli occhiali dell'amore. Gli occhiali dell'amore.